La squadra di casa delle sorelle Ramonda Montecchio in maglia rossa scende in campo con Gloria Zandonà alzatrice, Silvia Chiurlotto opposto, Rita Dallafina e Margherita Reniero schiacciatrici, Laura Mosele e Vanessa Bortoli centrali, Alice Velardita libero. A capo dello staff tecnico il primo allenatore Giovanni Migliorini e il secondo Andrea Copiello. Le ospiti della Pallavolo Altavilla in divisa blu, guidate da Sergio Golfré e Nicola Moro, giocano con l'alzatrice Laura Dallafina, l'opposto Enrica Bravi, il capitano Chiara Bernard e Chiara Peretti schiacciatrici, le centrali Daniela Trevisan e Giulia Cailotto, il libero Silvia Cattani. Il Montecchio parte in sordina con qualche imprecisione in ricezione e alcuni errori in battuta, consentendo alle ospiti di restare agganciate fino al 4 pari. Poi l'attacco delle Castellane inizia a girare e le efficaci conclusioni di Chiurlotto e Reniero producono il primo break. Le atlete di Migliorini crescono nel corso del set, macinando punti grazie all'ottimo rendimento dell'opposto Chiurlotto e alla felice vena realizzativa della giovane centrale Vanessa Bortoli, micidiale con la fast. Laura Mosele, al rientro da un fastidioso infortunio alla caviglia, si distingue soprattutto a muro. Le ragazze dell'Altavilla dimostrano grande determinazione, gettandosi su tutti i palloni, ma pagano il gioco eccessivamente concentrato sulle bande, non riuscendo praticamente mai a passare da posto 2. Dopo essere andate alla seconda pausa tecnica avanti sul 16-11, le locali dilagano sul 22-12, spinte dalle paurose bordate di Silvia Chiurlotto. Molto bene la Bortoli a muro, ottima la Reniero per lucidità e precisione, in ricezione, in difesa e in contrattacco. L'Altavilla si affida di continuo a Peretti e Bernard, ma il Montecchio mantiene il controllo del gioco, vincendo agevolmente il primo set per 25-14. Sergio Golfré inserisce l'opposto Tiziana Zaupa per la Bravi e la centrale Elisa Pertile per la Cailotto. L'Altavilla riparte bene, finalizzando con Daniela Trevisan. Il Montecchio invece sbaglia in attacco favorendo l'allungo delle ospiti sul 4-1, ma Reniero, un ace della Zandonà e Chiurlotto riportano le locali sul 5 pari. La prima metà della ripresa si sviluppa in perfetto equilibrio. L'Altavilla sfrutta meglio le azioni in veloce al centro, mentre il Montecchio commette alcuni errori in ricezione e negli appoggi, vedendo calare le percentuali di Chiurlotto e Reniero. Gloria Zandonà, buona la sua prova in regia, mette a terra 2 palloni sul secondo tocco, sorprendendo la difesa ospite. Abbiamo visto il pareggiatore fare le pallette e nessuna delle due è pronta a difenderle. Siamo tutte e due larghe sulle linee e nessuna che sta stretta per prendere le pallette. L'Altavilla si impegna al massimo, passando ancora da posto 3 con la valida Elisa Pertile, ma le locali replicano con Dallafina e Reniero e fanno il break portandosi avanti sul 16-13. Alcuni sprazzi di bel gioco scaldano il numeroso pubblico del Palacollodi. Coach Migliorini opera il doppio cambio. Entrano Gloria Stocco per la Zandonà e Sabina Pegorarotto per la Chiurlotto. La scelta è azzeccata. Il contrattacco mani fuori della Stocco e la battuta a punto della Pegorarotto mandano le Castellane sul 19-14. L'Altavilla colpisce con la giovane Peretti e con la Pertile, ma la Bortoli, in stato di grazia, mette giù 2 sassate sul primo tempo. Poi il contrattacco vincente della Mosele e l'errore della Trevisan danno al Montecchio il secondo parziale. Il terzo set vede all'inizio un po' di confusione in campo con molti errori da ambo le parti, soprattutto in battuta e in ricezione. L'Altavilla va a segno con la Zaupa e con la bella fasta della Pertile, ma il Montecchio stringe di nuovo la sua morsa, colpendo in sequenza con Dallafina e con l'ottima Vanessa Bortoli, la migliore in campo con 12 punti totali, il 50% in attacco e 3 muri vincenti. Le ragazze di casa prendono il comando sul 6-5, poi fanno il break portandosi sull'11-7 col micidiale contrattacco di Dallafina e con l'impeccabile schiacciata di Gloria Zandonà, autrice di una prova davvero pregevole, totalizzando 6 punti, di cui 4 in attacco e 2 in battuta. L'Altavilla lotta, colpendo con Peretti, Pertile e Trevisan, le più positive tra le ospiti, ma non riesce a fermare le faste irresistibili della Bortoli negli attacchi devastanti di Rita Dallafina e il Montecchio con l'ace della Zandonà vola sul 16-9. Un passaggio a vuoto delle locali avvicina le ragazze in blu sul 18-14, ma ci pensa la Bortoli a sistemare le cose per le Castellane, andando ancora a segno con 2 fast perfettamente servita da Zandonà e Pegorarotto. Le atlete di Migliorini non si concedono più distrazioni, gestendo con lucidità la fase finale della frazione.
Dalla Fina e Mosele bucano ancora la difesa avversaria, proiettando le sorelle Ramonda sul 23-18. Le ospiti mandano fuori una battuta con la Zaupa e un contrattacco con la Bravi, arrendendosi al Montecchio che conquista per 25-19 il terzo set e l'incontro. Con la squadra mi trovo molto bene, siamo nonostante le difficoltà comunque un gruppo abbastanza compatto che cercherà di reagire alle numerose sconfitte. Speriamo anche che le partite future ci portino dei punti, perché la classifica è veramente desolante da questo punto di vista, nonostante il nostro impegno sia stato prodigo, con squadre anche di discreto valore e anche di alto valore come ad esempio Porcia. Abbiamo impegnato sicuramente questa squadra come delle altre squadre durante il campionato, abbiamo fatto delle buone difese, forse ci manca un attaccante molto pesante per concludere il set in modo migliore e vincere. Abbiamo avuto sicuramente molti infortuni, ma speriamo che nel girone del ritorno, che comunque è molto lungo, riusciamo a impegnare ancora di più qualche altra squadra e portare a casa qualche punto. La salvezza è difficile, però cerchiamo di dare il massimo e di finire al meglio quest'annata. La partita di oggi contro l'Altaville è una partita molto importante, una partita assolutamente da vincere. È andata così, è stata una partita comunque, non dico sofferta, però lì fino a metà set, poi siamo riusciti insomma a dare un buon vantaggio sulle altre e a chiudere il set con buoni punti di vantaggio. Siamo appena tornate dalle feste natalizie, possiamo fare un resoconto del periodo fatto, possiamo dire che possiamo essere abbastanza soddisfatte ma non totalmente. Soddisfatte perché siamo in miglioramento, soprattutto per quanto riguarda il gioco, un po' meno soddisfatte per il fatto che siamo al quinto posto e che secondo le nostre aspettative dovremmo essere magari qualche gradino sopra. Ma ovviamente non siamo da soli a giocare, ci sono tante altre squadre che hanno voglia di vincere e a partire dall'ultima fino alla prima, secondo il mio parere, non c'è nessuna che possa essere considerata squadra cuscinetto, perché tutte andranno sempre fino all'ultima partita in campo per vincere. La partita di oggi è un passaggio tra il girone di andata e il girone di ritorno, che inizierà la settimana prossima sempre in casa nostra contro una delle squadre sicuramente più forti e più in forma del campionato, che è Codogné. All'andata abbiamo perso 3-1, però la partita era stata molto spettacolare, molto intensa, veramente bella e ci mancava qualche giocatrice. Le giocatrici adesso le abbiamo recuperate tutte da infortuni, influenze, malattie varie e quindi puntiamo per la settimana prossima sul risultato pieno. Dobbiamo nel girone di ritorno cominciare a porci un piccolo obiettivo alla volta, intanto quello di vincere gli scontri diretti in maniera da accorciare la classifica. Zytex è una società che produce e commercializza prodotti per l'industria tessile e conciaria e negli anni si è sempre dedicata a varie attività oltre a quelle aziendali, e tra queste, oltre ventennale, è l'impegno con questa società sportiva, il Montecchio, che abbiamo visto crescere negli anni e che ci sta portando anche molte soddisfazioni. È bello venire in un palazzetto gremito, è bello venire con la gente che tifa forte e le ragazze che si impegnano. Per noi è una grande soddisfazione e ci dà forza nel continuare in questo impegno sociale e nel vedere crescere i ragazzi e le ragazze fino a questi livelli sportivi che sono sicuramente valori per le persone che saranno poi parte della società.